TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Alle ore 6:30 di oggi a Ponzano Veneto, via Postumia, presso la società Kitstrack, un'azienda specializzata in progettazione e costruzione di macchine per inerti, un operaio 63enne del luogo, mentre stava operando su una macchina per la frantumazione, rimaneva coinvolto in un infortunio sul lavoro. Conosciuta al momento l'entità delle ferite, ma l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Treviso, dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto procede lo Spisal con il supporto della stazione dei carabinieri di Ponzano. 3 ore più tardi, alle ore 9:30 circa, a Vedelago, in via Vicenza, presso la ditta Bresolin, si è verificato un altro infortunio sul lavoro. Un dipendente, mentre stava adoperando una scala, è caduto da un'altezza di 3 metri, battendo violentemente la testa. È lì soccorso sul posto. L'operaio è cosciente ma in gravi condizioni. Procede lo Spisal. In merito ai due citati infortuni sul lavoro, Francesco Orrù, segretario generale della CISL Belluno Treviso, dichiara: è necessario aprire una riflessione seria sull'età dei lavoratori impiegati in attività pesanti e a rischio. Occorre rivedere e ampliare le maglie della normativa che regola l'accesso al pensionamento anticipato per le mansioni gravose e usuranti, includendo nuove categorie che oggi ne sono escluse. L'invecchiamento della forza lavoro, effetto del progressivo innalzamento dell'età pensionabile e dell'andamento demografico, è un aspetto con cui il mercato del lavoro, anche in provincia di Treviso, deve iniziare seriamente a fare i conti. Basti pensare che la percentuale dei lavoratori tra i 55 e i 64 anni in provincia di Treviso è raddoppiata negli ultimi 10 anni. Oggi nella Marca un quinto dei dipendenti rientra in quella fascia, mentre un altro 30% è tra i 45 e i 54 anni. Cambiamo argomento. Il centro servizi alla persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto investe sulla protezione da possibili allagamenti. Questa mattina è stata inaugurata una nuova barriera lunga 200 metri ed alta 60 centimetri, realizzata sul perimetro nord della struttura. Un nuovo muretto di recinzione in cemento armato in grado di proteggere la struttura dall'acqua derivante da possibili esondazioni da parte del vicino torrente Avenale. Questa mattina l'inaugurazione dell'opera è realizzata in tempi record con fondi dell'ente, alla presenza del presidente Maurizio Trento e del segretario direttore Elisabetta Barbato. Contestualmente sono stati effettuati alcuni lavori di modifica alla viabilità interna alla struttura e a breve verrà realizzata anche una piccola vasca di laminazione per convogliare e raccogliere l'acqua in arrivo dall'esterno sul lato est in caso di fenomeni atmosferici estremi. Un assegno da 1.500 € per sostenere l'associazione Sogni, presieduta da Rudy Zanatta. E questo è l'importo della donazione, il frutto del ricavato della festa del pane, offerto dai panificatori all'associazione di Giavera che sostiene l'infanzia e consente ai bimbi malati terminali di realizzare l'ultimo sogno. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi a Giavera del Montello, con la presenza del presidente Tiziano Bosco, della vicepresidente Claudia Vedelago e di Achille Gobbo, che ha creato il contatto. Con questa donazione i panificatori confermano la tradizionale vocazione al sociale e l'impegno costruttivo nel sostenere le realtà associative meritorie. Claudia Vedelago e Tiziano Bosco hanno rimarcato nel corso della cerimonia di consegna la volontà di proseguire in queste forme di volontariato attivo e concreto, a sostegno della salute, delle malattie, della lotta alla violenza di genere, dell'infanzia e della società tutta. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.